Le voci di un imminente passaggio alla fase arancione per il Veneto si rincorrono, ma sono smentite dai parametri di assegnazione che sono monitorati settimanalmente dal Ministero della Salute con l'Istituto Superiore di Sanità e il Dipartimento regionale di prevenzione. A determinare l'assegnazione di fascia concorrono vari elementi, tra cui la capacità di una regione di gestire l'epidemia. Per quanto riguarda l'ipotesi che si possa passare da questo scenario a uno scenario peggiore, è legata a due cose principali. Intanto, come diceva una vostra collega prima, ci sono state delle misure, di comunità che sono state avviate con i DPCM precedenti, che sono quelle dell'utilizzo delle mascherine all'aperto, che tra l'altro sono comprese nelle misure suggerite all'interno di questi scenari, e anche una stretta su quella che è il mantenimento della distanza interpersonale, della presenza di un certo numero di soggetti all'interno di alcuni luoghi pubblici, e poi anche questa chiusura che io non so valutare dal punto di vista della sanità pubblica, comunque un tentativo di rallentamento, di riduzione di quelli che possono essere gli assembramenti. Poiché queste misure sono state avviate da circa 10 giorni, io credo che da qui ad altri 10 giorni, a cui si sommano le misure che abbiamo introdotto adesso, forse un cambiamento, ma dico forse, lo sottolineo, potrebbe anche esserci, perché la sanità pubblica ci insegna che per vedere delle modifiche nell'andamento di certi fenomeni bisogna aspettare all'incirca 3 settimane.